regionale del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Il presidente Stefani: mettiamo al centro la persona senza gravare con nuove tasse. Scadenza di mandato per il direttore dell'ULSS, 3 veleni sulle nuove nomine, mentre è tempo di bilanci. Mestre, miglior ospedale d'Italia, serenissima azienda che ha più abbattuto le liste d'attesa. A Butrio, schianto tra un'auto ed un pullman con 50 fedeli iesolani diretti al santuario mariano di Castelmonte, paura per i passeggeri, una donna ferita. Scontro e polemiche sul progetto di realizzazione di una moschea in via Giustizia a Mestre. La Lega presenta una carta di valori da far firmare ai rappresentanti della comunità musulmana. Finché ci saremo noi non si farà nulla. Con l'elezione di Andrea Martella sindaco, Venezia tornerà ad avere un assessore alla cultura. L'annuncio del candidato del centro-sinistra, una carica che manca da 11 anni. Non solo la rubrica in onda la domenica. Da questa sera, ogni mercoledì in prima serata su Antenna 3, il talk show condotto da Lucio Zanato per offrire ed affrontare con i protagonisti tutti i problemi di un settore strategico per il Veneto, quello dell'agricoltura. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. La politica in primo piano. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Persona al centro e no nuove tasse. Questo è il principio del nostro bilancio che abbiamo approvato oggi in Giunta. Oltre 69 milioni di euro investiti nel sociale per carichi assistenziali, RSA e anche per caregiver. Non si tratta solo di numeri, ma di un progetto chiaro di futuro che mette al centro la persona. Il presidente della Regione Alberto Stefani definisce così il primo bilancio di previsione approvato dalla sua giunta. Un bilancio che si appoggia su 3 pilastri: razionalizzazione della spesa, recupero dell'evasione fiscale e riordino delle risorse. Per quanto riguarda la sanità, un grande impulso alla sanità territoriale, 17,5 milioni di euro investiti, di cui 4,5 destinati al raddoppio dell'entità delle borse di studio per i giovani specializzandi di medicina generale, che adesso guadagneranno tanto quanto gli altri. Oltre a questo, investimenti in telemedicina, la capacità del nostro territorio di fare squadra con le case di comunità, la nostra grande sfida della medicina territoriale. Per la prima volta, inoltre, vengono subito stanziate a bilancio le risorse complessive necessarie al sostegno delle scuole dell'infanzia, 38 milioni. Ed è una legge di bilancio che guarda anche ai giovani, a partire da un nodo di cui si discute da tempo. Riusciremo a finanziare integralmente le borse universitarie, così come avevo annunciato qualche giorno fa, lo stesso per gli investimenti in materia di formazione e innovazione, il bando startup per i giovani imprenditori. Più in generale si parla anche di rafforzamento del sostegno al sistema produttivo e delle imprese, semplificando le procedure e favorendo l'accesso agli strumenti finanziari necessari per competere. Per i comuni, inoltre, rifinanziata con 18 milioni di euro la legge a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Per l'ambiente, 50 milioni contro il dissesto idrogeologico e un piano speciale per la piantumazione di nuovi alberi per 1,5 milioni di euro. L'ULSS 3 è l'azienda sanitaria del Veneto che ha abbattuto maggiormente i tempi delle liste d'attesa, assieme al riconoscimento di Mestre miglior ospedale d'Italia, 2 tra i fiori all'occhiello dei 5 anni del direttore Edgardo Contato. E sulle nomine dei nuovi DG invece una lettera anonima sparge veleni in regione. Manca pochissimo all'annuncio dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie del Veneto. Un processo delicato, avvelenato nelle ultime ore da una lettera anonima recapitata a Palazzo Ferrofini da un mittente che si presenta come un ex consigliere regionale sull'Ottantina che, denunciando pressioni da personaggi esterni o comunque gruppi di pressione o potere, indica nomi e cognomi di alcuni nuovi direttori generali e invita soprattutto i nuovi e i giovani consiglieri regionali a tenere lontane le lobby dal palazzo. È chiaro che in questi momenti si scatenano tutte le fantasie e l'essere umano ne inventa di tutti i colori. L'importante è che la saggezza di chi ci amministra, e io ho conosciuto il Presidente, mi sembra una persona saggia ed equilibrata, trovi le soluzioni giuste per dare una buona sanità ai veneti che se lo meritano.
Edgardo Contato parla dalla sede di Mestre dell'ULSS Tre Serenissima, dove ha presentato il suo diario di mandato, un bilancio del quinquennio alla guida dell'azienda sanitaria veneziana, un lungo viaggio partito nei giorni difficili del Covid e che oggi vede Venezia tra le ULSS che hanno abbattuto di più le liste d'attesa. È stato un bel successo questo, ma soprattutto grazie anche all'intervento della Regione. Ha fatto una ottima regia la Regione, ci ha dato anche dei soldi, quindi noi abbiamo visto di impiegarli al meglio. In un'epoca di difficoltà a reperire personale sanitario, Contato ha messo a segno 2 punti fermi: portare un corso di laurea in medicina a Venezia e un in infermieristica a Chioggia. Però è chiaro che se tu per reclutare il personale non cominci fino dalla base, dalla formazione, è chiaro che fai più fatica dopo. Noi questo aspetto l'abbiamo cercato di enfatizzare con queste iniziative. Una delle priorità di questi anni è stato poi l'impegno a garantire un servizio sanitario uniforme in tutti i territori dell'ULSS. Non c'è una sanità di un luogo o di un altro, c'è la sanità dell'azienda, c'è il catarattificio a Dolo, c'è il robot a Mestre, c'è il robot a Dolo, c'è la cardiologia a Venezia, c'è la cardiologia a Milano, quindi un sistema che lavora all'unisono. A fine 2025 l'Agenas ha riconosciuto l'ospedale dell'Angelo di Mestre come uno dei 2 migliori ospedali italiani, una delle 2 sole strutture che hanno ottenuto a livello nazionale il massimo dei voti in tutte le aree cliniche valutate. È il coronamento di 5 anni di lavoro, ma non mio, di tutta la comunità, perché questi risultati si raggiungono quando ci sono delle squadre che lavorano all'unisono. Quindi quando la bicicletta non è una bicicletta ma è un tandem lunghissimo di tante persone che pedalano e che vanno tutte nella stessa direzione. Violento scontro frontale questa mattina a Buttrio in Friuli tra un'auto ed un pullman con a bordo 50 turisti partiti da Jesolo e diretti al santuario mariano di Castelmonte. L'incidente poco dopo le 9:30 lungo la nuova variante stradale che collega la vicina strada regionale 56 alla zona industriale di Cividale del Friuli. Leggermente ferito il conducente dell'auto, mentre tra i passeggeri del bus una donna ha dovuto ricorrere alle cure mediche con trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. È stata dimessa poco dopo sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Udine che, oltre a mettere in sicurezza i mezzi, ha anche supportato la polizia locale nelle operazioni di trasferimento di circa 50 turisti di Jesolo a bordo del secondo bus arrivato in supporto appunto per la prosecuzione della gita. Un lavoratore della Fenice ha riportato un infortunio grave durante una prova tecnica in teatro. L'incidente, informano i sindacati, è avvenuto ieri durante una prova tecnica programmata tra le 14:30 e le 17:30 che è stata sospesa. Episodio, commentano i sindacati, che riporta l'attenzione su come la compressione dei tempi di esecuzione delle prove può incidere negativamente sulle condizioni di sicurezza del personale. La cronaca, ora maxi rissa di Camponogara dello scorso 9 febbraio, le indagini hanno portato alla denuncia di tutti i giovani coinvolti. Abbiamo fornito un video che hanno potuto usare per procedere poi con le indagini. Soddisfazione da parte dell'amministrazione per la denuncia di tutti i giovani coinvolti nella maxi rissa avvenuta la notte dello scorso 9 febbraio al Parco Parolini di Camponogara. Il fatto aveva riguardato una dozzina di ragazzi e ragazze tra i 17 e i 20 anni, alcuni di loro ricoverati in ospedale per le ferite riportate. Una rissa iniziata dopo un diverbio in una discoteca di Noale, poi l'appuntamento per la resa dei conti al parchetto, ignari forse del fitto sistema di videosorveglianza del comune. Abbiamo già da tempo allestito una sala operativa che attraverso una settantina di telecamere monitoriamo tutto il territorio. Quindi questo è uno dei primi risultati e sono contento anche perché spero che serva tutto da deterrente. Sulla vicenda era stato convocato un consiglio comunale straordinario. All'ordine del giorno la recinzione dello spazio pubblico ancora in discussione. Sugli indagati al momento il più attenzionato sarebbe un 17enne che quella sera al culmine della violenza avrebbe investito uno o più rivali con la propria auto. Sarebbe anche al centro di alcuni approfondimenti delle forze dell'ordine per essere stato il protagonista di un'ennesima rissa scoppiata all'esterno di un'altra discoteca, questa volta
rivolta a dolo. Anche in questo caso sarebbero spuntati coltelli e bastoni. Il giovane agli inquirenti ha dichiarato che si è trattato di un incidente e di non aver voluto investire nessuno, ma la versione non sarebbe confermata dai testimoni ascoltati dai carabinieri. Negli ambienti investigativi circola anche l'ipotesi ancora da verificare di possibili spedizioni punitive organizzate da alcuni ragazzi coinvolti. Le indagini sui fatti intanto proseguono. Scontro e polemiche sul progetto di realizzazione di una moschea in via Giustizia a Mestre. Fa esplodere la polemica e alimenta i malumori nell'ala leghista cittadina e non solo il cartello affisso ai cancelli di quella che fu la segheria Rosso in via Giustizia a Mestre e da pochi giorni oggetto di bonifica. Cartello affisso per l'inizio del Ramadan è percepito come una sfida nei confronti della cittadinanza ed è subito scontro. Senza il rispetto delle sentenze del Consiglio di Stato, con le moschee usate a sfregio nonostante queste sentenze, con la Lega al governo di Venezia non c'era nessuna nuova moschea perché avremo i numeri e la forza per contrastarla. Così dunque la linea dura del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale al centro del dibattito, la destinazione d'uso dell'area che secondo i presenti al piccolo punto stampa organizzato non sarebbe destinata alla costruzione di una moschea. Quell'atto di arroganza rappresentato da quel cartello affisso dimostra qual è la vera intenzione. Oggi il piano regolatore non prevede la possibilità di un luogo di culto perché la destinazione d'uso è diversa. Una carta dei valori con diversi punti che vuole essere presentata come proposta da inserire nei prossimi decreti sicurezza. Io chiedo che sottoscrivano e rispettino, pena anche la sospensione dell'iscrizione di un'associazione a questo fine, l'accettazione della legge italiana in toto, della monogamia, il rispetto della donna. Faremo tutti i passaggi necessari con calma, fa sapere il rappresentante della comunità bengalese Prince Auladere, capo del progetto, componente del gruppo locale di Fratelli d'Italia. L'intento sarebbe quello di lasciar passare le elezioni e presentare l'iniziativa completa alla nuova amministrazione cittadina. E mentre le ruspe e gli operai sono al lavoro da un lato, qualche metro più avanti la comunità bengalese guarda ma non commenta. Dall'altro, alcuni cittadini sono intervenuti per incontrare direttamente le istituzioni, così come ha fatto il carrozziere Paolo Favaretto a raccontare la sua disperazione. Non è possibile che noi solo noi, senza gli altri, 43 furti e 2 non li abbiamo denunciati perché ci siamo stancati. Però se dobbiamo bloccare via Miranese siamo pronti a farlo, adesso non ne posso più. Secondo me la moschea è già fatta, hanno già deciso tutto e tutta una messa in scena. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera al piano economico-finanziario di Autostrade Alto Adriatico, l'ultimo passaggio necessario per dare avvio al completamento della terza corsia della A4 nei 25 km tra San Donà e Portogruaro per 870 milioni di euro e quello di 12 km tra Palmanova e Villesse. Venezia tornerà ad avere un assessore alla cultura, l'annuncio del candidato sindaco Andrea Martella che intende istituire una figura che in città manca da 11 anni. Venezia è una capitale mondiale della cultura e merita di avere un assessore alla cultura. Con noi tornerà ad esserci. Con l'elezione di Andrea Martella a sindaco, Venezia tornerà ad avere un assessore alla cultura, una delega che negli ultimi 11 anni è stata mantenuta dal sindaco Brugnaro. Venezia ha attualmente una consigliera comunale delegata alla cultura, Giorgia Pea. Per Martella invece è necessario il ripristino di un assessorato che segua quotidianamente le politiche culturali cittadine e traduca la visione dell'amministrazione nelle singole scelte. È una scelta strategica perché la cultura è fondamentale per l'identità della nostra città e anche per il suo futuro. Dalla richiesta di statuto speciale per Venezia, già depositata in Parlamento, al progetto di Port Offshore fino all'istituzione di un prosindaco di Mestre, in questa prima battuta di campagna elettorale Andrea Martella ha già delineato alcuni dei punti forti di un programma che vuole essere di svolta, compresa la nomina di un assessore alla cultura, perché Venezia e il pensiero merita un'amministrazione che consideri la cultura una priorità politica quotidiana e le dedichi l'attenzione che merita. Penso ad una figura, ad un assessore che saprà agire sulla scena globale e al contempo essere un punto di riferimento per tutto il territorio comunale, per Mestre e per Venezia, per le molte esperienze e per le molte produzioni che si muovono in questo settore così importante.
Nuovi sviluppi giudiziari per il sindaco di Venezia. La Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha notificato al primo cittadino Brugnaro un avviso per un presunto danno erariale di oltre 3 milioni di euro. La contestazione riguarda la vendita di Palazzo Papadopoli, immobile ceduto 8 anni fa all'imprenditore di Singapore. Secondo l'accusa, il palazzo sarebbe stato venduto a 10,8 milioni di euro a fronte di una stima di 14 milioni. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine penale già in corso. Ora il sindaco potrà presentare le sue controdeduzioni prima di un'eventuale citazione in giudizio contabile. A Ca' Foscari l'incontro della rettrice Tiziana Lipiello ed Alberto Trentini, laureato in storia moderna e contemporanea proprio all'Ateneo veneziano. Al momento hanno partecipato anche alcuni professori. Visita riservata, diffuse solo alcune foto tramite i social ufficiali dell'università, a cui è seguito il commento della rettrice che, emozionata, ha fatto al cooperante gli auguri di buon ritorno a casa. Il delegato del sindaco alle isole e alla pesca chiede azioni urgenti per sostenere il comparto a Pellestrina e Burano. Nessuno ha risposto e quindi un'azione forte. Io come consigliere comunale, che ho amore per il territorio, per la mia gente, per i pescatori, sono disposto anche ad andare a Roma e a incatenarmi al Ministero della Pesca, perché c'è bisogno di una risposta che può essere quella di discutere assieme, trovare delle soluzioni, come per esempio dare un sostegno alle famiglie, come è stato fatto nel mondo dell'agricoltura. Il delegato del sindaco alla pesca alle isole, Alessandro Scarpamarta, pensa anche ad azioni eclatanti per tenere accesa l'attenzione di tutti sulla crisi della pesca, in particolare a Pellestrina, Chioggia e Burano, ma non solo. Una commissione consigliare in comune ha affrontato l'argomento. Si sta preparando una mozione unitaria a sostegno della pesca da votare in Consiglio Comunale a Venezia. Si tratta nello specifico di 163 imbarcazioni nella costa nostra, veneta, e 106 nello specifico la pesca delle vongole di mare, e circa su queste 106 una trentina più o meno sono nella zona di Pellestrina e Burano. Non c'entra niente la vongola di laguna. Anche la Regione Veneto ha convocato un tavolo di crisi coordinato dall'assessore Bond, che ha già discusso di alcune cose. C'è una situazione decisamente difficile e anche sotto alcuni punti di vista tragica, perché ci sono 100 e passa barche ferme. Abbiamo individuato una strategia con tutti i vari portatori di interessi e associazioni, abbiamo invitato anche i pescatori singoli che erano in rappresentanza di 3. È chiaro che qui bisogna anche avere il coraggio di parlare di rottamazione, cioè di eliminazione di alcune barche, si parla di metà. Presentata a Ca' Giustiniana la 61esima edizione della Biennale d'Arte, che aprirà a maggio una mostra che raccoglie il progetto della curatrice scomparsa prematuramente. Dopo la prematura e improvvisa scomparsa della curatrice Coio Cuo a maggio dello scorso anno, con il pieno sostegno della famiglia, la Biennale di Venezia ha deciso di realizzare la mostra secondo il progetto da lei ideato, per preservare, valorizzare e diffondere le sue idee e il lavoro svolto con dedizione. È la prima volta che accade nella storia della Biennale una simile situazione. Coio Cuo, nominata direttrice artistica del settore arti visive della Biennale di Venezia nel novembre del 2024, aveva infatti già sviluppato il progetto curatoriale. Il Minor Case, in chiave minore, si intitola così la 61esima esposizione internazionale della Biennale d'Arte della Biennale di Venezia, che si terrà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre di quest'anno. Nel segno, nel ricordo e nella presenza di Coio Cuo, perché comunque 2 giorni prima di essere venuta a mancare aveva consegnato a me personalmente il suo progetto, lo schema e quello che doveva ed è la sua mostra. La mostra si terrà tra i giardini, l'arsenale e molti luoghi storici della città. A portare avanti il lavoro della direttrice, il team proveniente da più continenti da lei scelto, che si è radunato a Dakar,
Poco prima della sua scomparsa, il prossimo 4 marzo, saranno resi noti i vari padiglioni nazionali. Una biennale che davvero è molto interessante, molto curiosa, capita in un momento storico molto delicato e credo che la curatrice abbia saputo cogliere e creare anche qualcosa di nuovo e di diverso, una sorta di collettiva. Uno sguardo alla nostra programmazione, non solo la rubrica in onda la domenica, da questa sera, ogni mercoledì in prima serata su Antenna 3 il talk show condotto da Lucio Zanato per affrontare con i protagonisti tutti i problemi di un settore strategico per il Veneto, quello dell'agricoltura. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Il meteo dopo la sigla, poi il TG di Treviso. Arrivederci.